Grazie Presidente, assessori, consiglieri. Mi soffermerò su alcuni punti che riguardano in particolare la tutela dell'ambiente, della nostra salute e della biodiversità, il turismo sostenibile, temi che io credo, se affrontati nel modo giusto, ci possono anche aiutare ad uscire dalla crisi in cui la nostra regione e un po' tutta l'Europa si trova. Allora, per quanto riguarda un punto che mi sta molto a cuore, ma sta a cuore anche a molti dei colleghi che mi hanno preceduto, che è quello del consumo del suolo, va detto e va ricordato che viviamo in una regione che ormai è massacrata dall'asfalto, dal cemento, troppo sfruttata, dove queste risorse importanti, questi terreni agricoli appunto non sono stati rispettati, sono stati abusati e le conseguenze le vediamo ogni giorno. Uno studio dell'ISPRA che è stato presentato alla Camera 2 anni fa ha stabilito, pensate un po', che vengono consumati ben 8 metri quadrati di terreno secondo in Italia. Il Veneto con la Lombardia è messo ancora peggio. Questo consumo del suolo porta a gravi problemi per quanto riguarda l'assetto idrogeologico e anche comporta un'enorme quantità di produzione di anidride carbonica che, come sapete, è il gas killer del clima a causa dei cambiamenti climatici. Da anni parliamo della legge regionale, si parla di una legge regionale per il zero consumo suolo, ma da anni facciamo solo promesse. La stessa giunta regionale a fine 2013 ha presentato un progetto di legge che non è mai stato esaminato, non è mai diventato legge della nostra regione. Nel contempo però sono stati fatti diversi piani casa che hanno addirittura scavalcato i vincoli urbanistici dei sindaci, aggravando la situazione. Quindi io dico che è ora di finirla con queste promesse, dobbiamo mantenere quindi queste promesse con i cittadini che ci chiedono di intervenire su questo. Ci troviamo in una situazione in cui, culturalmente parlando, c'è la sensibilità per porre mano alla questione sfruttamento del suolo, però mancano le leggi. Dobbiamo prevedere presto, perché questo significa anche conseguentemente, a mio avviso, rilanciare quello che è il settore dell'edilizia, dando respiro appunto soprattutto al recupero, al riutilizzo delle aree già diciamo utilizzate, rilanciando anche quella che è l'edilizia del recupero. Questo è un passo molto importante sul quale assolutamente bisogna correre. Poi la questione delle cave, è già stato citato. Noi viviamo in una delle regioni dove non abbiamo ancora il piano cave. Sarà la volta buona per quanto riguarda questa legislatura, per quanto riguarda il piano di attività di cave, un piano che aspetta 33 anni. Saremo capaci di essere un consiglio regionale finalmente svincolato dalla lobby dei cavatori che evidentemente in questi anni non hanno mai voluto dei paletti per quanto riguarda questa attività, per tutelare il territorio del Veneto, ce lo chiedono i veneti. È ora quindi di dare anche in questo settore delle regole certe e qua dipende solo da noi. Poi il Presidente Zaia ricordava prima la questione dei nastri d'asfalto, le infrastrutture. Effettivamente dobbiamo rivedere anche il modo di approcciarci nei confronti di questi grandi progetti. Si è parlato della revisione anche della via regionale. Quando andiamo a autorizzare queste grandi opere dobbiamo anche chiederci quanto terreno agricolo andremo a distruggere per sempre, terreno agricolo che è stato coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni. Quanta produzione agricola andremo a sottrarre grazie a queste opere? E come sarà il dissesto idrogeologico causato da queste opere? Quanti danni causiamo ai cittadini espropriati? È stato ricordato prima che molte piccole attività hanno subito dei grossi danni dall'esproprio, parlo ad esempio della superstrada pedemontana veneta, molti agricoltori si sono trovati senza terreno, ma addirittura anche senza i soldi, perché non sono stati ancora risarciti per quanto riguarda gli espropri. Un governo che amministra per il bene del popolo deve porsi sempre queste domande. E anche qui c'è molto da fare e ci vuole sicuramente maggiore attenzione. Per quanto riguarda poi la tutela dell'aria, siamo in una delle regioni più inquinate d'Europa, una delle 2 regioni più inquinate d'Italia. Siamo in violazione delle norme di una direttiva che si chiama Direttiva per la qualità dell'aria ormai da più di 10 anni. Siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia come Stato membro nel 2012
siamo sotto una nuova procedura di infrazione del 2014 da parte della Commissione europea. Procedura di infrazione proprio perché violiamo questa direttiva che ci garantisce dell'aria pulita, invece la stiamo respirando avvelenata. Un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente del 2014, quindi molto recente, ha stabilito che ogni anno in Europa muoiono prematuramente 500.000 cittadini europei. Per quanto riguarda l'Italia sono a 60.000, quindi dobbiamo intervenire presto con il piano di risanamento dell'aria che questa regione non ha. Un piano di risanamento d'aria che risponda alle normative europee e che tutela la salute dei cittadini della nostra regione. Quindi serve immediatamente approvare questo piano. Poi la questione trivellazioni. Anche questo è un tema molto sentito. Noi abbiamo un mare poco profondo, l'estrazione soprattutto di idrocarburi, di petrolio, vista in un contesto di incidente come quello che è accaduto nel nord degli Stati Uniti d'America, sarebbe un disastro per il turismo, per la biodiversità. Non ci possiamo permettere rischi del genere. Ci sono in atto due questioni, quella croata ma anche quella italiana. Io ho visto una mappa che mi è stata data l'altro giorno del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo ben 8 concessioni nel nostro Mar Adriatico, quindi deve assolutamente questa regione farsi parte attiva e monitorare costantemente lo sviluppo di queste possibili attività molto pericolose e molto a rischio per un mare che non è adatto assolutamente a un'attività del genere, anche perché ci dobbiamo anche chiedere, dobbiamo andare verso le rinnovabili o pensare ancora al petrolio e agli idrocarburi. Opportunità importantissime questa regione le ha anche per quanto riguarda le aree ambientali di pregio. Parlo delle aree reti Natura 2000, le aree che l'Unione Europea ha voluto che noi proteggessimo. In Europa queste aree danno da lavorare a 1 milione circa di persone e noi non siamo stati ancora capaci in Regione Veneto di realizzare e di approvare i piani di gestione di queste aree. Piani che ci permetterebbero di tutelarle maggiormente, ma anche di farle conoscere. Abbiamo una gallina delle uova d'oro, abbiamo aree bellissime che vanno dalla Dolomiti alla Pedemontana, ai fiumi, alla Laguna Veneta, ma che non abbiamo ancora utilizzato approvando questi piani. Potremmo proteggerle e potremmo portarci anche i turisti che vengono da ogni parte del mondo a vedere Venezia per far conoscere queste aree e per creare anche dell'economia attraverso un turismo sostenibile. Sui parchi, anche qui siamo in una situazione veramente preoccupante. C'è il parco del Sile e il parco del Colle Euganei che praticamente è una situazione di stallo. Anche qui potremmo fare molto, potremmo pensare ai nuovi parchi, il Cansiglio, parco del fiume Brenta, del Baldo, della Laguna di Venezia, e pensare che l'Unione Europea mette a disposizione moltissimi fondi proprio per investire e per tutelare l'ambiente, soprattutto in queste aree. Anche qui abbiamo delle opportunità che non abbiamo mai sfruttato e che potremmo utilizzare anche per creare posti di lavoro. Lo fanno in molti altri stati dell'Unione Europea, non vedo perché non possiamo farlo noi che abbiamo la materia prima, cioè abbiamo un ambiente che ci invidiano in tutto il mondo, direi. Sul piano dell'energia regionale, anche qui un piano che manca. Dobbiamo puntare ancora sul petrolio, dobbiamo puntare sul carbone, dobbiamo puntare sulle biomasse che creano anche queste aggiunta di inquinamento in una situazione di procedura di infrazione per quanto riguarda la tutela dell'aria e la direttiva sulla qualità dell'aria, oppure dobbiamo puntare alle rinnovabili come il solare. Anche qui mancano delle risposte e intanto si va avanti a casaccio come accade in provincia di Belluno o come accade ad esempio per le centrali idroelettriche sull'Adige. Per quanto riguarda poi i controlli ambientali, mi appello a questa giunta affinché provveda a proporre un qualche cosa per evitare lo smantellamento ad esempio della polizia provinciale. In una regione dove si nascondono rifiuti tossico-nocivi sotto i manti stradali non possiamo permetterci di eliminare dei controlli, li dobbiamo rafforzare. Volevo parlare poi dell'inquinamento delle acque e dei casi irrisolti. Non sappiamo ancora le fonti di certi inquinamenti che hanno inquinato la falda acquifera di decine di comuni in Veneto. Faccio l'esempio Mercurio in provincia di Treviso, ma anche il FAS in provincia di Verona, di Padova, di Vicenza. E per quanto riguarda sempre l'acqua, dov'è il minimo deflusso vitale che l'Unione Europea garantisce ai nostri fiumi, ad esempio per il fiume Piave? Andate a vedere cosa sta accadendo in questi giorni al fiume Piave. E vado verso la conclusione, Presidente. Volevo parlare anche
del clima e della diminuzione dei gas a effetto serra, visto quello che anche sta accadendo al nostro clima e visto questi eventi calamitosi che sono stati ricordati, 32 eventi catastrofali. Quanti di questi 32 eventi sono derivati dalla modifica, sono meteorologici e derivano dalla modifica del clima? Poi un accenno lo volevo fare, ma vado alla conclusione, alla questione tutela della biodiversità, alla questione della legalità, alla questione delle infiltrazioni mafiose, la corruzione, la disaffezione alla politica. Metà Veneto non è andato a votare, cari colleghi. Quindi dobbiamo mantenere le promesse. Il programma è positivo, però se poi non traduciamo i buoni intendimenti e le buone proposte in norme, in realtà per i nostri cittadini veneti, creeremo ancora di più disaffezione. Naturalmente auguri a tutti di buon lavoro.